Bentrovati, buongiorno, la rassegna stampa di TG Plus dalla pagina di Treviso. Vedete che la sede della questura apre così la tribuna, lascia Lappiani, quindi purtroppo c'è pubblicato questo nuovo avviso, la cittadella delle istituzioni sempre più vuota, se ne vanno un po' tutti, peccato perché è un bel posto, ma non si riesce a capire perché nessuno ci vuole rimanere. Marca, allarme, terremoti, prealpi e colline a rischio. Secondo gli esperti serve subito il grado sismico più alto che oggi ha solo la zona del Vittoriese, e qui bisognerà capire un po' anche qual è il livello di pericolosità. Invece questa è una cosa che non piacerà di sicuro agli automobilisti, la Treviso Mare, altro velox per auto dirette a Jesolo. Poi bisogna vedere se è dentro Sandonà o fuori Sandonà, come era successo dall'altra parte. E a Treviso Corso del Popolo chiuso per lavori, i commercianti dicono di essere stati avvisati tardi. Domani questa bella manifestazione Alfabeto del futuro, lo sport racconta la sua forza, si trova tutto, comunque anche tutto il programma all'interno del giornale. Vedete che qua i ricordi del dolore sulla Marmolada un anno dopo in vari giornali viene riportata questa notizia e la scalata generali della holding del Vecchio. Andiamo su Gazzettino invece a vedere di che cosa si parla ancora della scuola della professoressa impallinata, basta falsità, non siamo una scuola buonista, e le spiagge, i canoni demaniali, sospeso l'aumento del 25%. Poi in altri giornali si parlerà anche un po' più ampiamente di questo fatto. Crescita, il record del nord-est nel 2022, il PIL è salito del 4,2%, più di ogni altra area. Meloni, in Italia un piccolo miracolo economico, lo dice lei questo. Auto, l'elettrico si ferma allo 0,4%, quindi non è che abbia avuto sto gran successo l'auto elettrica da quello che si capisce. Il concorso, la Coppa del tiramisù in gara, 310 da 3 continenti, insomma è il campionato del mondo di chi sa fare meglio il tiramisù di solito, mica sta in provincia d'Italia anche. Poi Corriere del Veneto, un altro gigante fotovoltaico, l'Interporto presenta uno dei più grandi parchi sui tetti, però d'Italia, non parchi di quelli agricoli, ma arriveranno anche quelli. Il ministro Picchetto Frattini, obiettivo 2/3 di energia rinnovabile entro il 2030. Non è una brutta cosa, almeno per chi è d'accordo, poi mica tutti siamo d'accordo, però a Venezia raddoppiano, come vedete, le importazioni di carbone. Ragazzina muta vince al TAR, obbligo di interprete in classe, questa è una notizia interessante. E poi eccola qui, vedete sulla fotonotizia, la spiaggia dopo Rosolina, l'azione legale collettiva, i bagni, gestore vince la causa, stop agli aumenti dei canoni. Qui si parla anche del concerto Pinguini già a San Giuliano, tutti i divieti, ci sarà il concerto dei Pinguini tattici nucleari. Nella pagina di TG Plus di Treviso andiamo a vedere le notizie, queste sono quelle in primo piano, ma quelle di Treviso, cioè andiamo a vedere che teatro viaggiante di Mogliano, sventato un tentativo di furto alle poste di Sernaglia, intercettati 565.000 euro in contanti, 33 persone segnalate. Poi sono tutte notizie queste che trovate qui, che piano piano vengono anche fuori nella pagina principale, e se volete potete andare a cercarle anche nelle altre pagine. È tutto anche per Treviso.